Scusa. Presidente Zaia, siamo qui all'USL, all'unità di crisi. Sono confermati 2 casi di coronavirus a Padova? Ma guardate, per noi le analisi sono positive, stiamo aspettando la conferma dello Spallanzani. Ho parlato più volte anche con Borrelli oggi pomeriggio, sono 2 cittadini di Boe Euganeo, uno del 42 e uno del 53, se non ricordo male, fra l'altro uno in condizioni critiche, in terapia intensiva. E stiamo seguendo la vicenda, siamo preoccupati, ho già parlato personalmente col sindaco di Boe Euganeo per adottare tutte le misure, chiusura delle scuole, chiusura degli esercizi commerciali, e cercando anche di ricostruire tutto l'iter e le attività sociali, i contatti che questi signori hanno avuto, perché questo è fondamentale per noi per capire quale debba essere il livello di cordone sanitario da mettere in atto. Siamo molto preoccupati, non bisogna diffondere il panico, però è ovvio che con il virus, come lo dicevo per le scuole, per i rientri delle zone infette, la prima regola è l'isolamento è fondamentale in questi casi. Si tratta di 2 uomini, di marito e moglie, chi sono? Per ora posso dire che sono 2 cittadini, anche perché onestamente dovrebbero essere due persone di sesso maschile, e hanno avuto dei contatti, non sono andati in Cina, non sono il classico caso sospetto, però hanno avuto probabilmente dei contatti in loco, e adesso cercheremo di capire anche a che livelli, visto e considerato che la situazione è una situazione assolutamente conclamata, che dà da un lato le nostre analisi positive, però ovviamente, come si dice, la risposta finale scientifica la lasciamo allo Spallanzani, che a minuti dovrebbe darci l'esito. Sono ricoverati a Padova? In azienda ospedaliera. E venivano dall'ospedale di Schiavonia? Sì, venivano da Schiavonia, e adesso ovviamente sono alle infettive, con tutte le procedure che sono previste dalla task force. Adesso siamo in riunione con la task force, ho chiesto, mi sono sentito con Borrelli, faremo anche un collegamento in videoconferenza per cercare di capire. Stiamo anche lavorando sul fronte di un'eventuale necessità di una struttura dedicata ad eventuali contagiati, perché non sappiamo quale sia l'entità ovviamente del contagio. Io spero che addirittura lo Spallanzani ci dica che sono negativi, però purtroppo le avvisaglie e i segnali che abbiamo non vanno in questa direzione. Adesso dovete isolare anche i sanitari che li hanno seguiti, hanno seguito? Adesso c'è tutta una procedura che va a pescare tutte le persone con le quali hanno avuto contatto, e sono cittadini stati curati, non essendo casi esposti, casi che potevano far presagire un'infezione al coronavirus, sono stati curati per normali patologie, come accade in questi casi. Sono state applicate tutte le direttive dell'OMS, tutte le linee guida, tutte le regole stabilite a livello nazionale, e quindi si tratterà di capire anche che tipo di contatto hanno avuto, fermo restando che non sono andati in Cina. Ma quindi in ospedale a Schiavonia sono già iniziate le procedure per la messa in sicurezza e l'isolamento dei reparti? Il CIBET si è già attivato, adesso ovviamente adesso sentirò anche qual è lo stato del programma messo in atto. E di che età